Tutto pronto per la gita di primavera, nel primo vero giorno di sole dopo un mese di piogge e freddo. Bambini con gli zainetti in spalla, mamme che salutano e maestre pronte ad affrontare una giornata campale. Poi arriva la polizia stradale e la faccenda cambia di colpo. È accaduto stamani davanti a una scuola elementare di Ponte Longo, dove una pattuglia della stradale di Padova ha effettuato un controllo a sorpresa su un bus pronto a partire per una gita nel delta del Po. E i controlli hanno dato un esito che nessuno si aspettava. Il mezzo aveva infatti uno pneumatico lesionato, mentre all'interno non c'era l'estintore che invece è previsto per legge. Inoltre il conducente è risultato essere non in regola con i tempi di riposo e guida, che sono regolamentati molto rigidamente per evitare situazioni pericolose. Per il guidatore è scattata una multa e il bus è stato bloccato dalla Polstrada. Gita rimandata quindi? Per fortuna no, perché sul posto è stato fatto arrivare un autobus in regola e la comitiva è partita subito per il Delta. Ma questo dimostra che i controlli in corso da parte della stradale sono molto utili per evitare guai e sorprese. Inutile ricordare che solo pochi giorni fa uno scuolabus con molti bambini a bordo si è ribaltato ad Arquà Petrarca e il conducente è fuggito lasciando corriera e scolari feriti nel bel mezzo di una strada. L'uomo è stato poi acciuffato dai carabinieri ed è risultato essere non in regola con la normativa sull'assunzione di bevande alcoliche, per non parlare dei suoi precedenti. Insomma, la cautela in questi casi non è mai troppa.